Nuovo appuntamento di Sicily On Air, benvenuti, siamo in diretta in questo giovedì sera, come ogni giovedì vi teniamo compagnia su Io Compro Siciliano, la pagina, quindi salutiamo chi ci sta seguendo in questo momento, noi siamo pronti per tenervi compagnia per questa prima serata. Saluto naturalmente Paolo Gatto in regia, che come sempre insomma è il nostro punto di riferimento, e poi Marzia, che lavoro durante la settimana, e poi i nostri fondatori. Saluto Giorgianni e Mauricio, e poi la grande Katiuska, perché è la donna di mezzogiorno, e tante altre novità arriveranno nel corso delle prossime giornate, perché Io Compro Siciliano, per quanto riguarda i media, vi vuole, insomma, e la comunicazione, vi vuole fare sempre un enorme regalo. E allora, siamo pronti per intanto quanti siamo, perché il gruppo cresce, perché qua Io Compro Siciliano diventa sempre più forte. Senti, lo fa sempre Katiuska. Io volevo ringraziare tutti quelli che cliccano mi piace, ovviamente si iscrivono al gruppo Io Compro Siciliano e poi anche alla nostra pagina. Senti Paolo, abbiamo anche il numeretto magico a quanti siamo arrivati, perché dico, io vorrei anche ringraziare, ormai siamo, ma quanti siamo? Ma veramente così tanti? Grazie 261.405 volte, grazie veramente di cuore. E allora, anche stasera giocheremo. Tra l'altro ci sono anche le mascherine messe in palio da Io Compro Siciliano, brandizzate Io Compro Siciliano, perché anche oggi scopriremo qual è l'artista con origini siciliane famoso nel mondo, che ha fatto veramente in questo caso la storia della musica. Quindi tra poco darò qualche indizio. Fatevi presentare subito i nostri ospiti, perché partirei subito con da quanto tempo non la vedevo, e soprattutto l'ho vista già nel backstage, è in ottima forma. Lei, una grande voce, una grande artista, perché è siciliana, donna di musica, di teatro. Signore e signori, Giovanna Dangi. Ciao Giovanna, eccola qua. Eccomi! Come stai? Come va? Benone, tu come stai? Ma io sto bene, devo dire che sei in una forma molto natalizia, cioè stai benissimo, sei spumeggiante, sei bellissima. Il segreto del tuo successo qual è? Sono come il vino. Sì? Sì, Cioè? non faccio nulla, non mi impegno più di tanto. Niente, non ti impegni più di tanto. Senti, allora, come stai innanzitutto? Voglio sapere come stai passando questo periodo così, insomma, so che non ti fermi mai. No, chi si ferma è perduto, assolutamente. È stato un periodo duro, è ancora un periodo duro, ma adesso è niente in confronto a quello che ho passato, perché purtroppo ci sono passata anch'io, ho avuto il Covid, quindi sono stata chiusa in casa 30 giorni, so cosa significa, per fortuna senza gravi danni, ecco, sono stata quasi asintomatica. Ma nonostante tutto ho continuato a lavorare, passata anche questa burrasca, ho fatto una bellissima cosa circa 2 o 3 settimane fa, ho perso già il conto, a inizio mese, su a Milano in Rai, che ve lo dirò man mano che andiamo avanti. Va bene, va bene. Ah, questa è una sorpresa, cioè nel senso È una sorpresa. è E una poi sorpresa. continuare a fare musica a casa, video, quello che si può fare, ecco, in attesa di tornare. In attesa di tornare, quindi parleremo con Giovanna. Andiamo a presentare adesso gli altri ospiti. Intanto, Giovanna, dove siamo collegati? Dove ci troviamo? In che parte sei della Sicilia? Immagino sei in Sicilia. Vincenzo da Giardini Naxos è tutto, a te la linea. Me l'avevano detto che era meravigliosa la Dangi. Allora, Giardini Naxos, quindi siamo lì, insomma, vicino a Taormina, bellissima località di mare d'estate. Invece adesso andiamo in provincia di Catania, perché Giardini fa provincia di Messina, giusto? Anche se siamo Sì. molto più catanesi che messinesi. È vero, è vero. Invece andiamo in provincia di Catania. Se non sbaglio, siamo, ecco, adesso non mi ricordo se siamo zona, ecco, San Michele di Ganzaria, i Bella Morea si trovano lì. Vediamo se possiamo collegarci con i Bella Morea.
buona serata, ciao ragazzi, vediamo se ci sono, anche il mistero. Buonasera, buonasera. Ciao. Allora, ciao siamo... Vincenzo, ciao Giovanna. Voi siete in provincia di Catania, giusto? Sì. Esatto. San Michele di Ganzaria, dove si trova precisamente? Praticamente è uno degli ultimi paesi in fondo alla provincia di Catania, perché ci troviamo tra la provincia di Catania, Enna e Caltanissetta, proprio in un bivio. Quindi siamo nel triangolo delle Bermude siciliane. Vicino a Caltagirone. Sì, vicino bellissima ragazzi, bellissima. Bella Morea, che ho avuto modo di conoscere da poco tempo, però ragazzi, musica con atmosfere mediterranee, possiamo dire così, non solo siciliane, ma proprio abbracciate l'intero bacino del Mediterraneo, una cosa meravigliosa. E poi tra l'altro ho scoperto che siete andati in giro per il mondo, avete toccato meravigliosi continenti, possiamo dire. Sì, diciamo che cerchiamo un po' di far sentire a casa tutti gli italiani residenti all'estero, lontani dalla propria terra, perché cerchiamo di portare la musica nostrana a coloro che mancano dalla propria terra da tanti anni, e quindi sì, questo è un po' il nostro obiettivo. E allora, per completare il giro dei collegamenti in quel di Sicily On Air, dove tra l'altro Sicily On Air, tra l'altro si stanno collegando un bel po' di persone a quest'ora della sera con tanti competitor delle reti nazionali, ma poco importa, perché Io Compro Siciliano, Sicily On Air è forte perché siamo nati da pochissimo, ma già ci seguite veramente in tanti. A quest'ora vedo tanti collegati, state condividendo voi ospiti con i vostri gruppi amici, mi raccomando, condividete. Ecco. Tra l'altro poi cominciamo a leggere anche dei messaggi dei vostri followers, dei vostri fan. Ci colleghiamo, signori, potenti mezzi di Io Compro Siciliano, con Boston, perché adesso noi scoviamo i siciliani in giro per il mondo e andiamo a trovare lei, Sissi Castrogiovanni. Buonasera, Sissi. Ciao a tutti, buonasera, buon pomeriggio di qua. Ciao Sissi. Sì, perché scusa, che ora è in questo momento a Boston? Qui sono le 15:38. Siamo Okay. 6 ore indietro. Ragazzi, sembra quasi Rai International, è un programma che ha un taglio internazionale. Sissi, tra l'altro, fresca di uscita di album, cara Sissi. Fresca. Sì. Questa terra sicula, questa terra siciliana, da quanto tempo manchi dalla Sicilia, Sissi? Ma guarda, non me ne parlare. Dall'anno scorso, io scendo di solito 2 volte l'anno, scendo d'estate e a Natale, e invece Natale scorso non sono scesa, e quindi è dall'estate scorsa che manco, e già sono così. No, vabbè, però voglio dire, quando hai deciso di trasferirti a Boston? A Boston sono venuta nel 2009. Quindi quasi 12 anni. Ecco, ma è una motivazione, c'è una motivazione che ti ha portato proprio a Boston, no? E non in altre città americane? Sì, a Boston perché all'epoca vinsi una borsa di studio per il Berklee College of Music, che è qui, e quindi sono venuta qua e poi sono rimasta. Sbaglio o lei, cara Sissi Castrogiovanni, insegna alla prestigiosa accademia, insomma, è vero? Berklee College of Music, sì. Ecco. Sì, oggi insegno, quindi sono rimasta anche per questo. Vabbè, e allora io intanto volevo dire agli amici, intanto volevo salutare chi già sta cominciando a scrivere messaggi. Immagino, Paolo, questa sera ci sono dei messaggi. Io darei pure spazio a chi scrive nella pagina di Io Compro Siciliano, cliccate mi piace anche su YouTube se ci sono già dei messaggi che mi devo far vedere, così saluto un po' di gente, tutti i nostri seguaci. Umberto, un abbraccio a tutti dall'innevata Svizzera. Umberto Longi, che è un grande artista che noi abbiamo sentito e ci sta seguendo dal Canton Ticino. Poi c'è Grazia Ricci, buona serata, ciao Grazia. Cioè, magari ci sono anche la clac di alcuni dei nostri osi. Salvo Caruso, ciao Giovanna. Giovanna è un amico d'infanzia, se non sbaglio. Sì. Quanti carnevali insieme, mamma mia. Bene, andiamo di carnevale, quindi il Rosario Buffa, buona serata, compare Vincenzo, e qua si va di comparanza, ci si aiuta come si può. Oscar Bello, Gio, sei bellissima.
Che carini, che carini. Allora, sentite, do l'indizio a voi che seguite, c'è questa artista straordinaria che ha origini siciliane, poi vi farò vedere poi alla fine la foto che abbiamo preparato. Il primo che indovina, la prima che indovina, scrive nei messaggi, poi la nostra redazione vedrà proprio il primo messaggio, i primi 2 messaggi per regalare le mascherine Io Compro Siciliano. Oggi si imprendizza tutto, noi ci abbiamo pensato pure per le mascherine, che dobbiamo fare? È una cosa molto importante, la protezione individuale. Questa artista ha origini italiane da padre, e a quanto pare la famiglia, alcuni parenti, a quanto pare ci sono ancora a Borgo Vecchio a Palermo. Quest'artista è venuta in Italia adesso un bel po' di anni fa a fare un concerto a Taormina e poi ha inaugurato una cosa importante a Palermo, però a quanto pare in questo caso lei non ha incontrato i parenti del Borgo Vecchio. Mi fermo qua, non so se loro hanno capito qualcosa, ma parliamo di una grande artista. Tra poco vi do qualche altro, ovviamente qualche altro suggerimento. E allora partirei con Giovanna Dangi, che appunto è messinese, questa è una, come dire, una eredità pesante, perché con un Sanremo alle spalle e una carriera soprattutto nel mondo del musical. Partirei col Sanremo, cara, perché è stato un bel po' di anni fa. Ah, sì. È stato un bel po' di anni fa, guarda, il 13 dicembre quest'anno, adesso fra qualche giorno, saranno 16 anni dalla proclamazione della mia partecipazione, praticamente, quando Bonolis mi scelse per partecipare alla 55esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Senti, si viaggia, tu non hai un pianoforte, una chitarra, un chitarrista, un batterista a portata di mano, non hai nulla. Ho il pianoforte nell'altra stanza, è un po' complicato da portare qui. Però io l'ho imparato a suonare in quarantena, non è che... Senti, io chiedo sempre ai miei ospiti se c'è la possibilità anche a cappella di fare Ma certo! E allora ritorniamo indietro al Sanremo 2005, giusto? 2005? Sì? Presentato da Bonolis, canta per voi Giovanna Dangi. Aria, e fammi respirare aria, aria, in fondo un brivido nell'anima, che sarà, non so dirti come, ma succede ancora, aria, e fammi respirare Applausi dovunque, arrivano da Catania, arrivano da Boston, devo dire, una bellissima, mi ricordo questa canzone, devo dire, me la ricordo bene. Senti, fare Sanremo, poi ricominciare non è facile, tu hai, diciamo, più che altro ti sei concentrata nell'aspetto del musical, dove sei diventata una fuoriclasse. Guarda, devo dire che il musical è arrivato veramente per caso, perché una volta ho fatto Sanremo, poi ho fatto 2 anni di tournée con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo, l'Orchestra Sinfonica Abruzzese, ho fatto delle esperienze bellissime, poi cantare soltanto non mi bastava più, quindi ho cominciato a studiare la danza e la recitazione, fin quando non è arrivato il provino di questo spettacolo che era il mio sogno nel cassetto dalla prima volta che vidi il film con protagonista John Travolta, che era Hairspray. Feci il provino e Massimo Romeo Piparo allora mi prese per fare la protagonista, che è Tracy Tangland in questo caso, e debuttai a Sistina il 29 settembre del 2008. Teatro Sistina, un tempio del teatro dei musical in Italia. Senti, cara Giovanna, in Italia oggi il musical, ecco, se lo fai negli Stati Uniti, adesso voglio dire, nel corso degli anni sicuramente ha avuto maggior riflesso, ha avuto maggiore importanza, ci sono le compagnie importanti. Perché non hai mai pensato di trasferirti, per esempio, negli Stati Uniti, dove il musical in pratica è qualcosa di pazzesco? Tutti vanno a Broadway, tutti vanno a vedere musical. In Italia, sai, bisogna tirare la gente a teatro
per portare a vedere delle opere E importanti. io sono rimasta apposta per questo, sono rimasta per portare la gente in teatro, e io sono rimasta perché credo ancora nell'Italia, voglio credere nell'Italia, voglio credere nella Sicilia. È stata una scelta, quella di rimanere per portare avanti quello che siamo noi, e in questo caso l'Italia, ma soprattutto nel mio caso la Sicilia, che è quella, allora, è la cosa che porto sempre con me. Intanto, Sissi, tu sei una invece che hai dovuto fare a meno della Sicilia, te ne sei andata. Questo, ecco, abbiamo la Danci che appunto non molla, rimane qua in Italia, in Sicilia, a fare musica. Crediamo, Però... Ops, ma ecco. c'è la Castro Giovanni Family, è una sorpresa in diretta. Ecco, lo faccio perché mi fai... È meraviglioso, ciao! Ma come si chiama sto meraviglioso bambino? Manuel, ciao, ma parla italiano, immagino che parla italiano? lo capisce, però parla inglese. Ah, parla inglese, bene. Lo capisce l'italiano, ci parlerebbe in italiano. Ok. Bene, allora lo puoi tranquillamente tenere, a noi ci fa piacere perché i bambini sono la vita in un periodo d'alto come questo, quindi gestite, è casa vostra, non posso dirvi di fare qualsiasi, quindi fate quello che volete. Allora, intanto volevo chiederti, cara Sissi, Giovanna punta sull'Italia, tu continuerai a puntare sugli Stati Uniti, che comunque ti stanno dando grandi soddisfazioni, tante testate giornalistiche, i media stanno parlando di te, anche perché se io ti dico Grammy, questa parolina, lei se la ride, io dico Grammy e lei se la ride, c'è un motivo che vi unisce queste due componenti. Allora, aspetta un attimo, guarda, il bello della diretta, amore! In questo caso sembra la trasmissione della D'Urso, cioè mi sento molto pomeriggio 5 in cui ci faccio... ecco, bene, credo che non abbia capito, magari che è in diretta, però no, non penso che non abbia capito nulla. Ce la faremo, sì, ce la faremo, ecco qua. Benvenuti nella mia vita. Perfetto, okay. Siamo felicissimi. Eccoci, dicevamo. E allora, dicevamo Grammy, perché Grammy? Allora, Grammy perché ho avuto la fortuna di essere stata selezionata al primo ballottaggio dei Grammy di quest'anno, ed era il ballottaggio per arrivare poi in nomination. Quindi non sono purtroppo arrivata, scusami, purtroppo non siamo arrivati alle nomination, però essere già stati al ballottaggio è stata una soddisfazione veramente incredibile, soprattutto essere stata al ballottaggio con un disco di jazz ma cantato interamente in siciliano. E quindi non so. Ma guarda, sta cosa che mi stai dicendo, il fatto che tu mi canti il jazz negli Stati Uniti in siciliano, Dangi Adoro, meravigliosa, capito? Bravo, è come Bella Morea, che girano per il mondo e utilizzano sonorità mediterranee, dell'Africa del Nord, insomma, e ci mettono dentro il siciliano. È un po' la stessa cosa, cioè la Sicilia la metti dovunque, è una cosa meravigliosa. La Sicilia sta dappertutto. Senti, ma tu non senti, Sissi, ma tu non puoi esimerti, come ha fatto la Danci, di farmi sentire la tua vocalità, magari nel nuovo singolo che in questo momento gira nelle radio di Boston, di New York, di Chicago, di Manhattan. Sissi Castro Giovanni, prego. Allora, vi canto un pezzo di La Panza, A Panza, perché io dico che a panza avevi sempre ragioni, giusto? Va bene. Poi sapete a cosa mi riferisco. E quindi, avevi sempre ragioni, a panza avevi ragioni, quando ti dici cose che non sai capire, ma che fanno bene, quando batti il cuore e ti lascia senza sciato,
Quando sentite scossa da dare una mossa a chi lasciata giusta, magari se ti scanti, se conti lamenti, se ti pari sciana, ti pari lontana, scusa da campana. Brava. E allora... Il suono del dialetto, che meraviglia! Il dialetto. Favolosa. E allora, intanto ci stanno seguendo da Caccamo, dalla provincia di Palermo, che è un paese che io adoro, tra l'altro ho origini di lì. Poi ci stanno seguendo da San Cataldo, provincia di Caltanissetta. Ciao a tutti. C'è Norma Argento, fai passare. Caro regia, fa passare. Sì, bravo Norma. Ecco, Norma Argento, ciao. Poi c'è Nicolas Contini, ciao Dino. Ferdinando che sta guardando, Carmela Guardione, poi Nino Indorante, Vicente aspetto in via 12 novembre, ma in quel di Caccamo penso proprio di sì. E ancora Flora Innocenti, grande Gio, fantastica Giovanna, che voce, grazie a Rigi, Max Italia, grandi. E poi c'è la nostra Catusca, e poi c'è addirittura chi ha indovinato. Sono le 21:51, forse hanno indovinato il personaggio misterioso. Però non diciamo nulla, poi premieremo i ragazzi con le mascherine, ve li faranno arrivare direttamente a casa. Bella Morea, ci siete? Sì, ci siamo. Ecco, adesso la regia, che stasera sta facendo i salti mortali, ma a me mi piace così, ecco, sta invertendo le carte e ecco, è bellissimo, è un gioco da ragazzi. Sentite, Bella Morea, voi siete usciti, partirei con qualche settimana fa quando ci siamo sentiti, mi sono sentito con Francesco, vero? Alla radio, sì, esatto. Ci siamo sentiti alla radio, perché ogni mattina faccio la trasmissione alla radio, e proprio in occasione, visto che ci sono delle donne presenti qua stasera, con una canzone, ho visto anche il video, molto importante in ottica anche di giornata mondiale contro la violenza alle donne. Siccome non dobbiamo mai stancarci di parlare di questa cosa qui sul web, esatto, via in televisione, alla radio, e io ne voglio parlare sempre, prendendo spunto da questo singolo. sì, esatto, anche perché è un omaggio fatto attraverso una leggenda che è quella di Gammazzita. Abbiamo cercato di unire la storia, la leggenda con l'attualità, anche perché la festa della donna, insomma, è inutile, sembra una banalità, ma si deve comunque rispettare ogni giorno, quindi il 25 novembre è solo un simbolo, ne abbiamo approfittato di farlo uscire proprio in quel giorno, proprio per appunto simboleggiare questa insomma, nostra forma di omaggio attraverso un nostro brano. E così è nato un nostro inedito, attraverso la leggenda ci siamo... La leggenda è bellissima, in un minuto, me la sintetizzi, perché sta leggenda, guardate, è proprio una cosa siciliana. Emanuele, diciamo Francesco. Sì. La leggenda di Gammazzita intanto è una leggenda catanese. Si parla che da questa leggenda poi nacquero i Vespri siciliani, quindi una donna che era promessa ad un siciliano purtroppo fu violentata da un angioino, da un soldato francese, e lei appunto per la vergogna, insomma, era un disonore a quei tempi essere stata violentata, preferì gettarsi da un pozzo che comunque ancora oggi fisicamente esiste, quindi abbiamo girato lì proprio il video, abbiamo preferito girare proprio nella location originale, e lì appunto si diede vita ai Vespri siciliani, appunto, e quindi da quella leggenda nacque un po' la nostra ispirazione, la nostra canzone. Prego, Francesco. E oltre alla giornata, diciamo, anche così internazionale contro la violenza sulle donne, abbiamo pensato così di trasferirla, omaggiarla anche a Kamala Harris, che in questo momento rappresenta un po' la donna in tutto il mondo, no? Quindi proprio perché lei è portatrice di valori sani, impegnata nel sociale, anche vicina alle donne, vicina ai diritti umani. Quindi abbiamo così proprio proiettato proprio a lei, a Kamala Harris, questo nostro video, proprio per augurarci che lei possa essere portatrice. Sentite, mi fate, e vi metto a schermo intero, Paolo, sì. mi fate un minuto e mezzo di questa canzone, certo. Vi prego. Certo. Con molto piacere. Certo. Prego. Salivano giù la pelle dolci,
solo puzzo, non c'è luce, non c'è manco una stica, sono scure e fritto i toteni, sono meglio tutti i ritopeni, lo senti un pezzo non t'appartieni, dietro non ti voli, resta sul tutti felici, Gammasita, salvati la vita, Gammasita, non invece gloria infinita, Gammasita, una punta tutto fuori, Gammasita, e Gesù inclinato Bravi, bravissimi, Grazie. bravissimi. Grazie. Tra l'altro, grazie a tutti quelli che lottano per la violenza contro le donne. Siete da ammirare, Bella Morea. Io sono quella donna, una vittima. Adesso, insomma, arrivano dei messaggi anche forti, messaggi di solidarietà. Io volevo sentire le due donne, perché queste sono occasioni in cui la sicilianità fa sociale. Io colgo l'occasione per sentire Giovanna e Sissi. Giovanna. Che cosa c'è da dire che non sia stato già detto? È una cosa che non dobbiamo dimenticare mai. Purtroppo è vecchia quanto è il mondo e ahimè continuerà a esserlo, e dobbiamo cercare di parlare sempre meno di quello che succede. Vogliamo meno morti, vogliamo meno casi, vogliamo Esatto. vogliamo che la donna venga trattata come essere umano e non come oggetto, che la maggior parte delle volte è quello. Sì, in Italia, insomma, in queste settimane, anche in questa occasione, ci sono state molte riflessioni. Come la situazione negli Stati Uniti? Ma le riflessioni sono state in Italia, sono state ovviamente anche qui negli Stati Uniti, ci sono state in passato, ci sono stati il problema è chiaramente con questa pandemia e tutti i vari lockdown, parliamo sempre delle difficoltà della pandemia, delle difficoltà economiche, eccetera, eccetera, ma non ci dobbiamo dimenticare anche appunto di tutte quelle donne che purtroppo sono costrette a stare a casa e non hanno modo di uscire o di scappare a una quotidianità non facile per niente. Quindi... È vero. Esatto. È vero. Esatto. Grazie per questa vostra testimonianza con l'occasione del pezzo di Bella Morea. Io torno a Giovanna Dangi, perché parlando al telefono l'altra volta è rimasto qualcosa in sospeso che dovrebbe riprendere tra all'anno nuovo 2021. Sto parlando di un'opera che spero di vedere presto, La piccola bottega degli orrori, con Giampiero Ingrassia e Fabio Canino, la regia di Piero Di Blasio. Bravo! Io sarò anche preparato, mi sveglio alle 5, studio e da buon presentatore, insomma, cerco di non farmi mancare nulla. Senti, tu mi hai detto che c'è la possibilità, intanto parlami di Crystal, ecco. Allora, Crystal insieme ad altre due sgallettate, siamo queste tre che un po' sono entità, che un po' le radici di questa pianta carnivora, un po' sono le abitanti di questa città, che ovviamente stanno lì, controllano la situazione. Sono tre donne forti che si alternano in questa storia. Che altro dirti? Niente, abbiamo già fatto una buona parte di tournée l'anno scorso, da ottobre a dicembre, abbiamo girato le Marche, abbiamo fatto un mese alla Sala Umberto di Roma e contavamo di tornare a novembre, slittato a dicembre, a gennaio, adesso a febbraio. Tra l'altro abbiamo anche Catania, a quanto pare, in calendario, possibilmente si arriverà anche qui e non vedo l'ora, perché sai, Catania non è facile, non è un porto facile. Non è scontato venire con gli spettacoli qui, quindi sarebbe una cosa bellissima. È un personaggio molto particolare perché nella scrittura è un ruolo scritto per tre donne di colore, invece siamo tre donne bianche, quindi immagina la tessitura vocale di tre donne di colore cantate da me, da Stefania Frate Pietro e Claudia Portale, che mi affiancano in questa avventura.
E adesso, come per magia, dallo spettacolo di Giovanna Dangi, sentiamo un frammento, no, lo devi fare dal vivo, quindi preparati, c'è un pezzettino di Crystal, ospite stasera Crystal a Sicily On Air, un pezzettino piccolo, Un pezzettino minuscolo. Le 7 la tua sveglia dice scappa dai, la grande me l'aspetta. Ti basta questo? Salute. Devo dire che mi sono ubriacato di vino buono. Ogni tanto quando canto questo pezzo c'è qualcuno tra il pubblico che magari si è pisciato che fa così. E allora, attenzione, scrivete messaggi, qualcuno ha forse indovinato, questa artista di origine palermitana, di padre, che in pratica è venuta anche in Italia, ma non l'ha visti sti parenti, ha fatto una canzone che tutti quanti la cantiamo, non è Boston, ma è un'altra città americana, tratta da un capolavoro con degli attori importantissimi. Se dico cabaret ho detto tutto. Parenti al Borgo Vecchio, a unisono tutti quanti, chi è? Liza Minnelli! Fotografia! Paolo, fotografia! Aspetta. Ma chi me la sta accennando? Chi me la sta accennando? Lascia la foto. Ci siete voi? Allora, Bella Morea, vai. Vai. Vai zitti, vai Giovanna. La parola. Le parole le sappiamo tutte. Finale. Io me ne vado, ragazzi. Io questa puntata me la guardo quando sono depresso. Adesso io la prendo e quando sono depresso mi guardo sta puntata. E allora, attenzione perché Sissi, intanto chi ha indovinato arriveranno le mascherine. Quindi, per esempio, chi ha indovinato, cara... a noi ospiti, giusto? Perché abbiamo indovinato anche noi. Certo. Allora, staff fondatori di Io Compro Siciliano, a tutti gli ospiti indirizzi e spedite le mascherine di Io Compro Siciliano. Anche international, Anche a Boston. Soprattutto. Io penso che costerà di più la spedizione per Boston che la mascherina. Però bene così. Allora, senta, Intralumunno è una canzone, cara Sissi, che nel 2013 ha scosso un po' il mercato statunitense, nel senso l'interesse mediatico. Certo, da Intralumunno a Terra, che è uscito a maggio del 2020, sono passati 7 anni. Sissi, che era più piccolina, più intraprendente, adesso più matura, che nel frattempo è diventata mamma, c'è un figlio di mezzo, cioè un sacco di cose sono successe in quei 7 anni. Quindi il secondo disco, diciamo che porta tutta una serie di esperienze che nel 2013 non avevo. Non avevi. Allora, Terra ci tieni molto, ho visto anche la copertina, insomma, fatta bene. Ce l'hai lì a portata di mano il supporto fisico? Ce l'ho qui a portata di mano. Questo è un disco autografato che devo mandare, ma va bene. Aspetta. Ecco. Wow. Senti, ti do l'indirizzo di Giovanna Dangi, Vincenzo Bella Morea e sottoscritto, così c'è Ivandi, però insomma voglio dire, partecipiamo. Quanto costa vogliamo comprarlo? Guarda, fammi dire una cosa, visto che ci siamo. Finora io spedivo dall'America e infatti non spedivo in Italia perché la spedizione era troppa, ma adesso abbiamo una base a Catania e quindi adesso tutte le spedizioni in Italia sono assolutamente fattibili e quindi se qualcuno vuole comprare il disco... Bene.
Allora, Terra, a proposito, fai vedere l'album? Sì, fai vedere l'album? Fai vedere l'album, perché devo parlare di Terra un attimo. Ecco, voi preparate album, se avete, così li facciamo vedere, perché è bello fare un po' di pubblicità. Terra si presenta come una sintesi di culture musicali, da un lato un core jazz con strumentazioni ed elementi armonici, improvvisativi, caratterizzati dalla tradizione afroamericana, dall'altro le radici siciliane e le influenze africane. Insomma, c'è un po' di tutto. Mi fai... ho detto bene? Perfetto. Sì. Il singolo che mi vuoi far sentire all'album, Terra? Qualcosa di inedito. È tutto inedito, però fammi Tutti sentire sono qualcosa. inediti. Lo so, fammi sentire qualcosa per i nostri amici che ascoltano e che vedono la diretta. Vi faccio sentire un pezzettino, sempre a cappella? Perché, O scusa, audio? perché hai l'orchestra al posto di tuo marito? Fammi capire, apre la porta e esce Vessicchio, cioè vorrei capire com'è. Se hai la base tu puoi fare tutto, cioè, se vuoi. No, le basi ce l'ho, ma poi diventa troppo lungo, quindi ve ne faccio un pezzettino così a cappella. Va bene. E questo, parlando di singolo, questo è Insonna, che è un brano che ho dedicato a mio figlio. E Insonna, sapete cosa significa? Sogna all'infinito e senza fermarti mai, e sempre avendo il coraggio di farlo. Ecco. E adesso è uscito anche un video che potete trovare su YouTube. Ma insomma, Insonna. Cori come cori, ascolta sempre a vita, assicurarci che fa. Fidati dopo curiciti, e un messaggio di lo Signore, una missione forte che aspettati, anima che amori, pura creatura di rarità. Pezzettino. Che meraviglia. Brava. E allora, intanto speriamo di sentirlo anche in Italia attraverso, insomma, l'FM italiano, e comunque ci sono le piattaforme dove lo si può sentire. E su Spotify dove lo possiamo trovare, sulle piattaforme anche? Sì, che sono Giovanni dappertutto. Perfetto, benissimo. Allora, invece, Bella Morea, voi mi avete detto che siete pronti per, appena finisce il tutto, per ritornare all'estero e quindi partire ancora per un altro viaggio. Mi raccontate Bella Morea post pandemia? Cioè appena finirà la pandemia? Sì, allora, teoricamente, coronavirus permettendo, quindi naturalmente se ce lo permetterà tutto ciò, riprenderemo con una tournée in Australia, Russia, Argentina. Dovevamo essere quest'anno in queste 3 tappe, ma purtroppo non è stato possibile per ovvi motivi, però insomma, quando sarà possibile riprenderemo. Perché speriamo bene. Sì, senti, diciamo, ma voi il vostro nome Bella Morea deriva da un canto che racconta la nostalgia, il dolore e il ricordo della patria persa per sempre. Esatto. Praticamente è un canto della tradizione Arbresh, della tradizione greco-albanese, e per dare omaggio al nostro paese d'origine, che è San Michele di Ganzaria, come in tutta la Sicilia è stata dominata da tante colonie, anche quella greco-albanese. Bella Morea è la traduzione italiana di Bucurmore. Noi abbiamo voluto omaggiare il nostro paesello di San Michele di Ganzaria chiamandoci Bella Morea, proprio per questo. Ok, siccome avete la chitarra acustica che può fare anche non solo sonorità come ha fatto la Sissi, un attimino più avvolgenti, da Buonanotte figliuolo, buonanotte figliuola, tu adesso, cari fratelli, potete farmi qualcosa un po' più di energia, siccome ho sentito qualcosa in rete che vi riguarda e avete qualcosa molto energico, quindi cosa mi fate sentire? Una cover o un inedito? Noi pensavamo così anche di dedicare a tutte le donne, no? Che sono
presenti in questo momento, Sissi e Energico, Giovanna, però. che tra l'altro con Sissi ci siamo sentiti qualche giorno fa perché così per coincidenza su Instagram abbiamo portato i saluti dal nostro paesano Daniele Ragusa. Vabbè, comunque vogliamo dedicare un brano di Rosa Balistreri, che sicuramente le conoscerete, cantautrice per l'eccellenza siciliana. Tu ti lo dissi. Tutti mi stai alla sali e con la morte del nostro dolori. Ai 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 ai, moro 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 moro, sciato di nove cori, lavori di tu. Ai 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 ai, moro 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 moro, sciato di nove cori, lavori di tu. La 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 Ma che omaggio che avete fatto, mi va bellissima sta cosa, bravi, bella Morea, mi piace, a me mi piace. Dangi, ma che bell'albero di Natale che hai! Visto? Tra l'altro, vista la quarantena ho fatto tutto io, le decorazioni sono fatte tutte a mano da me. Dangi, stai ferma così e fai vedere l'albero. Aspetta, maestri, chitarra, l'avete fatta partire, prego con la chitarra. Sottofondo. Dreaming of the white green night, die like the snow, and the dream of it to be. I love you Sicily, che bello, bravi. Senti, visto che siamo, tra l'altro la notte direi vola, come diceva la Cuccarini, ma anche la sera vola. Come vedete il tempo a mia disposizione sta quasi per scadere. Io, Giovanna, ti chiedo adesso, qual è il tuo regalo di Natale? Occhio alle palle, no, dico. Allora, io devo dirti in questo momento che il regalo che vorrei più di tutti è quello di tornare a lavorare, perché è la cosa che mi manca di più, è la cosa di tornare a fare i miei concerti. Ho quest'album in ballo dall'anno scorso, che è senza paracadute, e stiamo lavorando su tutti i pezzi all'interno dell'album, stiamo cercando di farlo arrivare il più lontano possibile, e quello che mi manca è il pubblico, è l'abbraccio del pubblico, è salire su un palcoscenico e potermi sfogare, perché poi è quello che faccio ogni volta, è il mio sfogo per eccellenza. E quindi il mio regalo per Natale è questo, il lavoro. Il lavoro. Paolo, c'è un bel messaggio per i ragazzi, per i nostri ospiti, di Laura Gata Rizzotti. Lo mandi in onda perché è bellissimo. Bravi tutti, mi state salvando la serata. La Dangi è toppissima, la seguo da tempo. Gli altri due amici li cercherò e avrò certo modo di apprezzare. Brava! So piccole cose che aiutano. L'obiettivo di una trasmissione come questa è anche questo, cioè a piccoli morsi dobbiamo uscire fuori da una situazione difficile, e quindi grazie a Io Compro Siciliano, il mio format che abbiamo ideato insieme a Maurici, il nostro fondatore, insieme a Giorgianni, è proprio dare possibilità alla Sicilia, artisti siciliani, dovunque essi si trovino, di andare avanti. Il regalo di Natale di Bella Morea quale sarà? Il nostro regalo è ritornare anche noi nei passi del nostro progetto, no? Quindi ritornare dai siciliani, dagli italiani che sono sparsi un po' in tutto il mondo, cercare un po' di affetto anche nei loro confronti e viceversa, perché quando loro sentono questa vicinanza anche musicale, ritornano indietro a distanza di anni, ritornano alla loro terra d'origine. Quindi anche per noi il nostro desiderio più grande è ritornare a seguire il nostro sogno, perché non c'è cosa più bella di ritornare alla normalità, insomma, e stare bene, e allora, che la salute è la prima cosa che si augura. Ma la casa in questione è di tutti e due fratelli, quella che vedo, perché vedo uno chalet sempre a Cervinia.
Sì, noi viviamo nella stessa casa, sì. Sì. Esatto. Sentite, allora ragazzi, io vi voglio salutare perché congedo prima gli uomini e poi le donne, se me lo consentite. Vi ringrazio, vi faccio tanto in bocca al lupo per la vostra carriera, ma avremo modo di sentirci e magari vederci in giro Con molto piacere. per la Sicilia, ma anche per il mondo, visto che Io Compro Siciliano potrebbe in futuro andare in ogni parte del mondo per esportare il brand siciliano. Il nostro obiettivo è quello di arrivare in ogni parte del mondo. Quindi grazie a Emanuele e Francesco. Grazie a voi. Grazie mille. Grazie. Ciao Giovanni, ciao Sissi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, ciao. Vediamo quando sarà possibile. E allora, intanto Salvo Russo dice bellissima Giovanna. Devo dire che c'è un po' di devo dire, con chi vivi tu? Dangi, con chi vivi tu? Allora, io vivo a Milano, cioè Sì. il mio punto di riferimento è Milano. Vivo a Milano con 2 colleghi e coinquilini. Qui Sì. giustamente mi faccio coccolare da mamma. Dove vado? Sono a casa con mamma. No, volevo sapere se all'interno di quell'abitazione c'era qualcuno che stava cercando di coccolarti, aspettava la fine della diretta. Tutto qua. C'è il cane e c'è la mamma. Ah, vabbè, quindi salutiamo la mamma che si chiama... Non c'è più nessuno, c'è il cane e la mamma. Come si chiama la mamma? Maria. Mamma Maria, salutiamo Mamma Maria. Allora, volevo intanto congedare anche Sissi Castro Giovanni per la gentilezza in diretta da Boston in questo pomeriggio americano, serata ormai inoltrata in Italia. Sissi, è stato un piacere conoscerti e allacciare questo legame con gli Stati Uniti dove ti trovi tu a Boston. Grazie mille. Il piacere è stato tutto mio, grazie per l'invito, grazie per avermi invitato. Ogni tanto mi scappo, non riesco a parlare. Senti, un saluto anche agli amici, perché chi ci segue anche in giro per il mondo, puoi fare anche complimenti, lo staff che incorona alla fine gli ospiti. Io Compro Siciliano dice complimenti alle eccellenze nostrane che portano alto il nome e la musica nel mondo. Io Compro Siciliano, contenitore di arte, musica e bellezza, e quindi è questa la cosa che volevamo farvi sapere, care ospiti. Sì, un bacio, ci vediamo a Palermo se arrivi qua in città. Il mio, non ti ho detto il mio regalo di Natale, riuscire a venire in Italia. Il tuo regalo di Natale, io non so se ce la fai a venire per il 2020, dicembre sarà difficile, perché manca poco Natale. Però quanto prima. C'è un sogno nel cassetto che poi è anche il tuo regalo per il 2020, qual è? Per il 2020? Ma no, a parte gli scherzi, a parte ritornare al lavoro, eccetera, eccetera, ma in questo caso direi ritornare a casa, vedere la mia famiglia, l'altra parte della mia famiglia, questa è famiglia pure, ovviamente, però sì. Dove vivono in provincia di Trapani, o sbaglio? No. Tutti a Catania. Catania, Trinscoti. Ok, va bene, tutti a Catania. Va bene, allora, grazie a Sissi che è collegata da Boston, quindi un bacio. Ciao Sissi. Grazie mille. Ciao Giovanna. Ciao, piacere. Intanto Giuseppe Trento scrive ciao a tutti dalla Slovacchia, e c'è un bel c'è di siciliani, italiani in giro per il mondo, mi fa molto, molto piacere. Saluto anche Sara, una grande professionista. Allora, senti Giovanna, siamo rimasti soli. Dimmi tutto, Cocco. Adesso, se vuoi, mi puoi dire apertamente qualcosa, lo puoi dire davanti a tutti. Prego, ti lascio la parola. Te lo canto. Cantamelo. Voglio solo stare bene, vederti ridere e scherzare, passare il tempo insieme come viene. Allora, ti adoro, è vero che l'ho detto anche ad altre donne. L'ho detto ad altre donne, però lo penso, quindi ti faccio un grande in bocca al lupo. Anche a te ti aspetto in città, a Palermo, quando sarai qua nel capoluogo. Ti faccio
Un grande in bocca al lupo, volevo ringraziare, salutiamo anche la Gian Fabio Production che ci supporta e ti supporta e ti supporterà, quindi salutiamo Marione. Grazie mille. Grazie a te, è stato davvero un piacere. Alla prossima. Ciao Giovanna, ciao. E allora, cari amici di Sicily On Air, Io Compro Siciliano, l'appuntamento domani sera alle 22:30 in replay, quindi video party, e poi appuntamento prossima settimana dove ci sarà Daria Biancardi, sì, e anche Loredana Errore, due grandi nomi della musica siciliana, ma soprattutto due grandi voci. Io vi auguro buonanotte, grazie a chi ha curato la regia, il grande Paolo, sei stato un mito, Marzia, straordinaria, i nostri fondatori e tutta la squadra di Io Compro Siciliano, Vincenzo Canzone, vi augura buonanotte.